L'obiettivo di questa mostra è duplice. Innanzitutto è di omaggiare Roberto Raviola in arte Magnus, perché ci ha lasciati prematuramente, non aveva neanche 60 anni e quindi siamo tutti stati colti alla sprovvista. E poi speriamo di contribuire a collocarlo dove si merita, quindi nel gotha dei grandissimi artisti di fumetto non solo nazionali ma internazionali. Artista estremamente eclettico che ha lavorato tantissimo, nel corso della sua vita abbiamo preso la misura di quante opere ha fatto e a Bologna si va avanti e indietro dal portico di San Luca, sono 7,5 km. Ha fatto di tutto, ha attraversato tutti i generi e per raccontarlo abbiamo individuato nel suo segno il filo conduttore che ha unito la sua opera per oltre 30 anni di carriera. La cosa sorprendente è come un artista si possa trasformare continuamente nel corso della sua carriera, perché lui passa dall'inizio dai neri, dalle silhouette al grottesco di Alan Ford a opere finali verso la fine della sua carriera come questa, una mutazione nella sua creatività, nel suo stile, ma con un filo comune conduttore. Noi vogliamo accompagnare il visitatore in questo viaggio col viandante, perché lui stesso si era definito il viandante, perché aveva abbracciato le filosofie orientali, quindi lui stesso si firmava con l'esagramma dell'I Ching, il 56, di colui che non smette mai di cercare, e quindi lui ha sempre cambiato pelle, ha cambiato anche le firme, si è autoritratto nelle sue opere e quindi in piena coerenza con il principio fondamentale dell'I Ching che tutto cambia, l'unica cosa che non cambia è l'atto del mutare. Ci auguriamo che questa mostra, nonostante abbia tantissimo materiale esposto, perché parliamo di più di 500 tavole, noi ci auguriamo di poter stimolare, di accompagnare il visitatore in un viaggio emozionale, unico, perché poi ci sono tavole mai viste in precedenza, quindi è una mostra che può costituire sicuramente un punto fermo di riferimento per narrare questo grandissimo artista, fumettista, che è un'eccellenza nazionale. Il contenitore è questo splendido spazio del Palazzo del Fumetto, che è veramente, anche questa è un'eccellenza italiana. Il contenuto è quello di cui vi dicevo, quindi noi ci auguriamo di aver creato un qualcosa di unico e di magico. Questa è un'opera monumentale mai vista prima, sul disegnatore di Alan Ford piuttosto che Criminal, anche lo stesso Tex e tanti altri personaggi che lui ha creato e che ha portato al successo. La mostra inaugura sabato 5 di aprile e andrà avanti fino al 12 di ottobre, per cui avete molto tempo per venire a vederla, avete tutta l'estate. E qui si ripercorrono tutte le storie e tutta la carriera di questo meraviglioso disegnatore, uno dei più importanti e influenti disegnatori italiani sicuramente, e che qui viene indagato, veramente sezionato dall'inizio della sua carriera fino all'ultima grande sua realizzazione, che è stato il Texone per la Sergio Bonelli Editore, che lui tra l'altro non ha neanche visto pubblicato perché è morto proprio qualche mese prima. È riuscito come dire, a consegnare e poi ci ha lasciato. Sono esposte tutte le 224 tavole del Texone, è una occasione irripetibile di vederle proprio tutto il Texone in originale dal vivo, cosa mai successa prima.